ci sono gli allenatori, se ci sono degli sponsor, se ci sono delle culture, i contratti, tutto deve essere controllato, proprio tutto, affinché nessuno possa un domani dire che qui c'è stato un interesse personale. Questa cosa deve essere cancellata. Dobbiamo aiutarci a valorizzare ormai quello che c'è e non più quello che è stato. Dobbiamo andare avanti, ma con la inercia, caparabilità e l'attenzione che noi dobbiamo all'educazione dei nostri figli. E quindi sarebbe opportuno che riuscissimo a pensare a uno strumento adeguato. Fatto sta che io mi impegnerò personalmente a interpellare tutti gli enti sovracomunali per capire quali strumenti ho a disposizione per sbagliare ogni cosa. Grazie. Sì, grazie. Allora, in merito a questa fantasiosa annata di nascita del calciocamere, voglio tranquillizzarla, perché non esistono dati presso la federazione che il calciocamere esista dal 1920, ma esistono dati, documenti dal 1946 presso la Federazione Italiana Calcio Calcio. Poi voglio dire un'altra cosa, il metodo usato, come lo dice lei, in maniera assolutamente non si usa il metodo usato un po' cattiva come definizione, però posso tranquillizzarla, il metodo usato è stato quello che abbiamo avuto dalla federazione. Il sottoscritto, dopo aver ricevuto la comunicazione delle dimissioni da parte dell'impero direttivo e della consegna da parte dell'allora presidente, persona che era rimasto in carica ormai da solo, nell'impossibilità di continuare, in quel preciso momento, e mancava pochi giorni all'iscrizione del campionato, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, quella di convocare immediatamente un incontro con i vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio all'estero, i quali ci hanno ricevuto e attraverso loro, le loro conoscenze e le loro capacità ci hanno fatto questo tipo di proposta per salvare il calciocamere. Okay? Voglio ricordare che il calciocamere prende nome dalla città. Ricordiamoci che è la città che dà il nome all'associazione sportiva, non l'associazione sportiva, perché fa sempre che l'Unione Sportiva Calciocamere vada di sopra della città. Voglio ricordare che il Venezia Calcio ha cambiato, è fallita 8 volte e hanno cambiato 8 volte denominazione sociale, non una. Okay? Però rimane il Venezia, rimane quella società là. Il Venezia 1908 milita nel campionato di terza categoria. Il nuovo Venezia milita in Serie B, non è il Venezia del 1908, è un altro Venezia. Però la gente va allo stadio, tifa Venezia e tifa il Venezia nato dalle ceneri e non il Venezia 1908. Dobbiamo fare una distinzione tra quello che è l'illusione di dire il Venezia calcio 1920. Qua non è un problema 1920 di fotografie, qua è un problema di dare ai ragazzi la possibilità di svolgere attività sportiva all'interno del territorio. E le voglio anche ricordare un'altra cosa. Lei ha fatto una buona considerazione, ha detto che piacerebbe controllare tutte queste cose, però non ha pensato bene di controllare quando nel 2009, e non ho sentito e non ho trovato interpellanze in merito alla trasformazione del basket in basket del Veneto orientale in BVO, in cui c'è stato un abbandono di un presidente dopo più di 30 anni di gestione sportiva e alla formazione di una nuova società denominata BVO. Lei sa che qual è il BVO, sa perché hanno costituito il basket del Veneto orientale. Io lo dico bene, così lo so. Lo hanno costituito perché purtroppo il numero dei ragazzi nel territorio non era più sufficiente per poter svolgere attività sportiva nel basket. I numeri erano inferiori alle regole, non c'era la possibilità di svolgere campionati, non c'era più la possibilità di essere iscritti alla federazione. Quindi è nata l'idea di coinvolgere comuni limitrofi, non paesi, non squadre
stesso territorio o di un territorio che non appartiene allo stesso comune ma che comunque vive quotidianamente all'interno di questa comunità, ma comuni limitrofi quali Portogruaro, Annone, Eraclea, San Stino di Vivenza, e hanno creato il basket del Veneto orientale e che da 9 anni non ho mai sentito di dover andare a controllare la parte economica di gestione del basket. E non ho mai sentito nessuno in questa sede prendere prendere posizione in merito a questa situazione sportiva. Però per quanto riguarda il calcio vi vedo molto agitati, molto attenti alle lettere, alle incapellanze, a tutto questo. Quindi poi vorrei capire un attimo gli interessi personali, chi potrebbe avere degli interessi personali nel poter dare ai ragazzi la possibilità di giocare un calcio, un campionato al momento provinciale o una squadra che viene dal campionato per promozione. Sicuramente ci sarà un direttivo, sicuramente ci sarà un presidente, sicuramente ci saranno degli sponsor, ma di certo non è compito dell'amministrazione comunale andare a controllare quanto uno paga un calciatore. Lo hanno controllato precedentemente perché non è di nostra competenza, non vedo per quale motivo dovrei andare a controllare poi qualcosa in questo momento. Nel momento in cui la situazione all'interno degli impianti è perfetta, noi non abbiamo nulla da dire. L'importante è che all'interno delle attività vengano svolte e che i ragazzi e le famiglie possano essere soddisfatti da questo tipo di soluzione che abbiamo trovato. Grazie Assessore Covasto. Finisco con il consigliere Alterno. Posso? Comunque sulla commissione. Sì. Allora, sì, siccome rispondeva a me, mi pareva. Allora, ricordo, il basket Carolle aveva pochi ragazzi, una nel 2009, quando io ero impegnato in maggioranza, si è stata adottata una strategia capace di accorpare ragazzi per poterli iscrivere al campionato e poterli educare a uno sport. Ma questa è una scena diversa da quella che abbiamo appena subito, ossia il calcio Carolle aveva i ragazzi, la salute aveva i ragazzi, San Giorgio ha i ragazzi, e entrambi tutti potevano essere insieme, potevano lavorare. Non era il problema non c'è il problema del minimo ragazzo. È chiaro che se poi io unisco le forze, anziché averne 100 da una parte e 130 dall'altra, ne voglio 150. Mi pare che sia matematica o aritmetica, come vogliamo, mi pare che sia grande strategia. È evidente che nel 2009 in Consiglio Comunale non c'era nessuno che si impegnava o lavorava o poteva trarre dei profitti attraverso lo sport, come lei, assessore. È evidente questo. Allora la preoccupazione, io sono certo che lei non avrà nessun interesse specifico in gioco, sono certo di questo, però chiariamolo, facciamo luce su questa faccenda, perché è evidente che le cose stridono, potrebbero stridere, capisce? Non c'è malafede, non c'è cattiveria, glielo sto dicendo con tutta la pacatezza del caso. Lei, assessore, ha un ruolo specifico, mi pare di capire se non ricordo male. È evidente che questa cosa potrebbe in qualche modo incidere, influire, inficiare, decidere in qualche modo sul futuro, sul bene, sul male, in qualche modo, perché il suo lavoro che fa è come se fosse architetto, lui inizi in maggioranza e decidessi di spostarmi le cose da stasera a sera, come dire, scomodo, no? Allora capisce che onde evitare che si possa governare, si possa dire la fiducia di tutti quei cittadini che oggi hanno iscritto i loro figli al calcio Carolle, per evitare che si possano insinuare dei dubbi. Aiutiamoci a tenere chiara, a far chiarezza e a tenere così limpido, un processo limpido di tutto quello che accadrà all'interno di questa struttura, che io non ho desiderio, non ho mai avuto desiderio di controllare, ma perché prima non c'erano il presupposto di controllare. A me non è mai interessato il processo di controllo
ruolo delle associazioni, ma prima la politica non era mai intervenuta nelle associazioni, non si era mai interessata. Oggi quello che mi risulta dalle testimonianze che io ho ricevuto di persone impegnate gratuitamente, imprenditori, volenterosi, eccetera, è quello che io ho ricevuto in testimonianza, e questo è il fatto che qualcuno è intervenuto. Allora, guardi, le cose ormai sono fatte, il dado è tratto, è inutile che non si può tornare indietro. Valutiamo quello che c'è, valutiamolo bene, facciamo un lavoro attento e preciso a quelli che potrebbero essere dei rischi, no? Delle nebbie che si potrebbero, lo dico anche nell'interesse dell'associazione, non lo dico nell'interesse mio particolare, io non ho nessun interesse di controllare lei o chi per lei, non ne frega proprio nulla praticamente, io ho altri problemi da cui pensare. Però capisce che per il bene delle associazioni io credo sia opportuno in questo caso, stare attenti e guardare a ogni processo. Grazie consigliere Alterno, consigliere Favo, scusi. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, mi sia permesso di partecipare a questa discussione, avendo anche noi presentato lo scorso Consiglio un'interrogazione sull'argomento e avendo anche ricevuto risposta dall'assessore e approfitto per ringraziarlo. Allora, vede Assessore, dal mio punto di vista credo sia perfettamente legittimo che un assessore allo sport di un comune come il nostro abbia una strategia, abbia un progetto, anzi è doveroso da parte di un assessore avere una progettualità e una strategia. E lei, come ci ha spiegato questa sera, ma come anche ci ha scritto nell'interrogazione, nella risposta alla mia interrogazione, ammette apertamente che circa un anno fa lei si era proposto, aveva incontrato le 3 società di calcio, Caore, San Giorgio e la Salute, allo scopo di proporre loro un progetto di fusione, di messa in comune delle risorse umane, competenze tecniche, al fine di ottimizzare e di magari anche darsi degli obiettivi più ambiziosi. Tuttavia questa proposta che lei ha fatto, ripeto, pienamente legittima da parte sua, non ha raccolto gli entusiasmi e il consenso delle società, almeno 2 su 3 come risulta, cioè Caore e San Giorgio. Mentre la Salute invece probabilmente, lei non la cita nella risposta, però poi i fatti lo dimostrano, la Salute invece si era resa disponibile e ha dimostrato di aderire alla sua proposta. Bene, io credo però che per un assessore, quindi in generale per la politica, mentre è perfettamente normale e giusto che partano dalla politica delle proposte, è altrettanto doveroso da parte della politica fermarsi quando queste proposte non incontrano il consenso dei diretti interessati. Soprattutto quando si va a toccare una materia molto delicata come l'attività sportiva dilettantistica, attività che si regge sulle spalle dei volontari, molto spesso, attività che ha a che fare con la vita dei ragazzi e quindi bisogna anche, come dire, rispettare le scelte, gli orientamenti delle persone che si impegnano in questi settori. A me risulta invece dalle testimonianze che abbiamo raccolto che lei ad un certo punto ha reagito un po' male, cioè ha dimostrato ha voluto insistere anche magari con una certa arroganza di fronte per far passare questa sua proposta. Magari anche ventilando in termini un po' ricattatori, ma io sono assessore, attenzione, le strutture, gli impianti ci siamo noi affidati, i contributi economici ci siamo noi affidati, quindi dovete prendere un po' sul serio le proposte che vi faccio. E questo non credo però sia un atteggiamento corretto e rispettoso. Allora, mentre la proposta può essere buona, non entro nel merito, io non sono esperto di calcio e la prendo per buona la proposta di unire le 3 società del nostro territorio calcistiche.
imporre un qualcosa di politica all'assessore perché riveste un ruolo di potere, andare all'interno delle associazioni e imporre le cose. Poi alla fine però, guarda caso, che cose sono andate proprio come l'assessore proponeva inizialmente, come lei l'assessore proponeva, salvo con un sacrificio però, la morte della società di Calcio Calabria. Questo non è un sacrificio da poco, al di là delle nostalgie per la storia, che comunque ritengo importante, la tradizione, la gente ha bisogno di identificarsi in una squadra che ha un valore simbolico, che porta con sé una storia che è fatta di generazioni. E quindi non è che eliminare una squadra, una storia, per mettere in campo un progetto che è stato definito del calcio che conta, sia così la stessa cosa, faccia lo stesso. Dal mio punto di vista il calcio che conta è quello che è in grado di mettere a disposizione soprattutto delle giovani generazioni una proposta educativa seria, sana e senza forzature. Le forzature dello sport, lei sa, lo sa bene, credo, ce ne possono essere molte, cioè creare illusioni, alimentare aspettative dei ragazzi perché possano magari un giorno diventare grandi campioni e magari scaricarli dopo le prime partite che vanno male. Cioè c'è modo e modo di fare sport con i ragazzi. E quindi per me il calcio che conta è il calcio innanzitutto, lo sport innanzitutto, che mette al centro gli interessi dei giovani e dei ragazzi, li rispetta, al di là dei risultati poi sul piano agonistico, e poi se vengono tanto meglio. Questo è il calcio che conta, non il calcio che per forza parte con le potenzialità per arrivare in Serie D, perché magari c'è un giro economico sufficiente oppure perché le dimensioni del binario giovanile sono tali da. Okay? Questo mi premeva precisarlo e dirlo. Infine, vabbè, io lo conosco da vicino la storia del basket calcio, però se ci stiamo interessando così tanto delle vicende del calcio è perché abbiamo raccolto, vedi le lettere pubblicate su Facebook da parte del direttivo di missionario, vedi le testimonianze che ci sono state riportate, abbiamo raccolto un notevole malessere, un notevole malcontento, mentre col basket questa operazione era evidentemente un'operazione consensuale, quella che ha portato all'archiviazione del basket club e quella per promuovere un nuovo progetto, il basket veneto d'Italia. Perché non c'è stato tutto questo strascico di accuse e di più o meno fondate, scambi di responsabilità, e questa è colpa tua, è colpa mia. Poi per finire, se in questi anni il Comune di Garme ha sostenuto con il contributo annuale il calcio campo, l'ho fatto, e penso aver fatto bene a farlo, come lei diceva, perché in virtù di alcuni parametri oggettivi, come il numero di associati, il numero del settore di ragazzi che andavano a comporre il settore giovanile. Però io trovo che questo sia il primo obiettivo dello sport, la promozione dell'immagine della città di Capri, a scopo turistico, a scopo veramente, quindi per avere una visibilità sul piano economico, mediatico. Io credo che debba essere messa in secondo piano. Il primo obiettivo è quello di dire bene, verifichiamo se effettivamente la proposta calcistica, la proposta sportiva sul piano educativo ha un valore, e allora la sostengo. Magari passi inosservata rispetto ai media o rispetto ai canali del turismo, però porterà dei benefici alla comunità. Io credo che questa dovrebbe essere la priorità per un'organizzazione. Grazie. Grazie a tutti. In una risposta breve
il mio lavoro non viene sviluppato all'interno dei dilettanti, quindi le tolgo questo pensiero che ha, ok, senza nessun tipo di problema, e così si tranquillizza può mandare il proprio figlio a far calcio tranquillamente e non ci sarà ostacolo di nessuna parte. Poi vengo invece al capogruppo Favaro e volevo portare a conoscenza il capogruppo Favaro che mi diceva che è andato in porto la mia visione di fusione, che poi non è stata una fusione, ma è stato un cambio di denominazione. Volevo portare a conoscenza che il sottoscritto è partito al mese di ottobre incontrando tutte e tre le società, per 2 volte. Successivamente ho lasciato l'incarico a loro di trovarsi e di parlarsi per vedere di trovare una soluzione, perché era una soluzione che doveva essere trovata tra le varie associazioni sportive. Le posso assicurare che in un primo momento il direttivo che ha firmato questa lettera era un direttivo unanime nell'interesse di questo progetto di fusione. L'unica persona del calciocabile che non parlava di fusione era il presidente Guido Granda. Il sottoscritto ha incontrato più volte fuori dallo stadio Chigiato e all'interno dello stadio Chigiato persone che hanno firmato questa lettera convinte di tale progetto, che era un progetto solo ed esclusivamente per migliorare l'attività sportiva del territorio. Quindi non riesco a capire questa insinuazione. E poi voglio anche dire che forse qualcuno non è a conoscenza, ma che i numeri che aveva il calcio Cavole non erano numeri sufficienti per poter avere i ragazzi nei campionati giovanili. Già lo scorso anno l'associazione sportiva Calcio Cavole, l'Unione Sportiva, aveva necessità di andare a prendere ragazzi di età inferiori che non facevano i campionati a San Giorgio della Salute perché non c'era la squadra e farli giocare nella squadra del calcio Cavole. Quindi non stiamo a raccontare che i ragazzi nel basket c'era un numero inferiore e nel calcio i numeri c'erano sia a San Giorgio che alla Salute, perché non è vero, perché ancora oggi alla San Giorgio del Calcio ci sono delle categorie che non vengono fatte perché non ci sono i numeri per poterle fare. Quindi stiamo dicendo delle cose inesatte da questo punto di vista qua. E quindi la soluzione migliore era proprio quella, creare e sviluppare il settore giovanile, e l'idea era nata per portare un maggiore sviluppo del territorio tra San Giorgio e la Salute e di portare il numero in aumento per poter dare ai ragazzi delle capacità di insegnamento migliori magari rispetto a quelle che hanno avuto precedentemente. Infatti se notiamo, stiamo controllando senza nessun problema, tutti gli allenatori che risultavano essere nel direttivo del calcio Cavole precedentemente che erano all'interno di quella società sono stati riconfermati tutti quanti all'interno della nuova società di Cavole. Poi voglio fare un'altra risposta al capogruppo Favaro, quindi dirle che quando c'è stata la volontà, perché il sottoscritto nel mese di aprile non ha più preso in esame nessuna possibilità di cambio né di denominazione, tanto meno di fusione, ma ha lasciato che le società andassero per la loro strada, cercando di trovare tra di loro quale fosse la soluzione migliore. Quando c'è stato il momento del passaggio di consegna dall'Unione Sportiva Calcio Cavole presieduta dal presidente Guido Braglia e il nuovo gruppo che avrebbe dovuto prendere in carico la società, al momento delle firme presso la banca del passaggio di consegna del debito non c'è stato nessuno che ha preso in mano l'incarico che l'ho firmato e che l'ho sottoscritto. Quindi non riesco a capire come si possa fare il trasferimento di una situazione quando non riesco a capire come si possa arrivare a fare il passaggio in una situazione sportiva se non c'è la volontà di assumersi l'intero incarico nelle effettive firme. Quindi non si può dire che c'era qualcuno pronto, quella mattina nessuno l'ha firmato, non si può preso in carico la situazione.
interventi di spesa in conto capitale che vengono
modificati, implementati. Ce n'è una che riguarda la manutenzione straordinaria strade per 120.000 euro. Volevamo capire di quali strade stiamo parlando e che tipo di interventi sono previsti. Poi viene da un'altra voce che riguarda la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per 40.000 euro. Anche in questo caso vorremmo avere cognizione di come vengono spesi questi soldi, per quali interventi. Grazie. Allora, ovviamente le previsioni che lei trova nella delibera di giunta di cui poi oggi ratifica e nel caso di specie 120.000 euro relativamente alla sistemazione amministrativa. Quindi sono previsioni generali di bilancio a livello di variante sul bilancio di previsione del 2017, non vuol dire che ci siano progetti privati, infatti, e questo non vuol dire nemmeno che l'amministrazione ha già deciso mentre intervenire in che modalità intervenire. Quindi quello che è stato detto in commissione è sufficiente a dare risposta. Sono osservazioni? La commissione non sempre ha dato risposta perché l'assessore non ricordava di che cosa il motivo per cui si rendevano necessarie queste modifiche al bilancio. Ma non siamo soddisfatti nemmeno della sua risposta, signor Sindaco, perché al di là della progettualità che può essere più o meno avanzata, più o meno iniziata, se voi decidete in giunta, quindi come amministrazione, di incrementare a metà anno il capitolo relativo alla manutenzione straordinaria strade per una cifra relativamente importante, 120.000 euro, immagino che abbiate in mente qualcosa oppure fate così alla cieca. Vorremmo capire che cosa avete, le motivazioni che vi spingono a fare questa modifica. Grazie. Sono previsioni generali del bilancio di mese non è necessario indicare quali sono gli interventi che l'amministrazione si riserva di attuare, di valutare, di progettare nel momento in cui decide di fare. Ma per deciso di spendere 120.000 euro per strada amministrativa non è ancora deciso dove eseguire. Io mi do lettura con la verbale della terza commissione, perché lei dice che non ha ottenuto risposta. Il Presidente chiede se ci sono domande, il capogruppo Faro chiede di avere un'istruzione sommaria, anche prende la parola il dirigente corpo dando lettura dei punti essenziali del testo della delibera. Non vedo repliche sue nella verbale della terza commissione dove lei si dice insoddisfatto della prima giunta. Verbale sommario, Sommario, sono 4 passi di verbale della terza commissione, non parlo proprio sommario, di solito si fa quasi pagina. Il posso testimoniare del segretario che era presente. Ha provato a cercare il tecnico dirigente, l'ingegnere Lazzarini e l'ingegnere Pedretto, erano reperibili e quindi chiaramente non è arrivata risposta. C'era l'assessore, siamo i pubblici che si siano commesso, che ha ammesso di non ricordare, non è scandaloso, però comunque in commissione non è arrivata risposta, nonostante io avessi insistito e avessi replicato alla illustrazione fatta dal dirigente dottor Corotto. Altre osservazioni? Sì, per dichiarazione di voto. Riteniamo che sia abbastanza sconcertante il modo superficiale con cui vengono presentati provvedimenti importanti, relativi provvedimenti economici che vanno a toccare il bilancio, la superficialità e l'approssimazione con cui vengono trattati questi argomenti sia in commissione sia per persone che ci sono. Come si può chiedere, con quale coraggio, va bene, tanto vota la maggioranza e siete da questo punto di vista garantiti e blindati, però almeno nei confronti dei cittadini
se non per rispetto dei consiglieri di minoranza, con quale coraggio venite a proporre un provvedimento di modifica senza avere poi la capacità di spiegare i motivi di queste modifiche ai capitoli di spesa, spiegare come l'intendente spende i soldi. Non stiamo chiedendo cose assurde, stiamo chiedendo semplicemente 120.000 euro, dove vanno a finire? Perché non bastavano i soldi inizialmente previsti? 40.000 lo stesso, dove vanno a finire? Bene, anche in virtù di questo atteggiamento che ripeto è sconcertante, noi esprimiamo il voto contrario. Altre sì, io sulla libera che è stata presentata ho notato che ci sono 15.000 euro che presente anche in commissione di incarichi di progettazione e direzione dei lavori per 15.000 euro, in presunzione, allora io ritenendo anche in base di parlata prima non voglio discutere, però credo che il comune di Garo abbia dato risorse umane capaci di sopperire questa progettazione e questa direzione da cui mi domandavo per fare portato costi 15.000 euro in bilancio quali